Il coraggio è la volontà di un padre e di una madre che, nonostante il dolore straziante per la perdita di un figlio, hanno voluto lottare in memoria del loro Tommy. Stefano Vendramini e Lorenza Danesin sono i genitori di Tommaso, il bambino di 10 anni di Treviso, morto nel 2011, ucciso da un tumore al cervello. Tommy ha lottato fino alla fine, sempre con il sorriso sulle labbra, e la sua forza di volontà continua a vivere grazie all'impegno dei suoi genitori, che in questi anni hanno messo anima e corpo in un progetto rivolto ai bambini malati di tumore. Alla fine il loro coraggio e la generosità di tante persone hanno permesso di raccogliere oltre 40.000 euro per l'acquisto di un lettino speciale per la radioterapia che verrà acquistato dallo IOV, una dimostrazione di fiducia e di gratitudine nei confronti degli operatori dell'istituto che hanno seguito Tommaso durante la sua lotta contro il male. Purtroppo in questi anni non è frequente trovare che dei cittadini si fidino delle istituzioni pubbliche, e questa è una bella storia. E dietro questa storia c'è anche un indiretto riconoscimento all'alta serietà e professionalità della gente che lavora qui allo IOV. Exact Track è il nome del lettino robotizzato che, grazie ai suoi movimenti, permette di seguire gli spostamenti del paziente, respiro compreso durante le sedute di radioterapia, permettendo di essere più precisi nelle emissioni delle radiazioni, limitandone le dosi e salvaguardando le aree sane. Questo permette di tenere dei volumi di radiazione molto più limitati rispetto a quello che poteva essere fatto classicamente, e soprattutto nell'ambito della radioterapia pediatrica, dove gli effetti collaterali a distanza sono estremamente importanti. Spesso infatti le conseguenze delle radiazioni sono a lungo termine pesanti. Dopo 30 anni dal termine della radioterapia, il 42% dei pazienti manifesta disabilità, mentre il 18% muore a causa di malattie croniche. Questo rivoluzionario lettino vuole dare nuove speranze ai malati e prospettive di vita migliori, in ricordo del coraggio del piccolo Tommy.